Una montagna di fango, titola il Gazzettino sulle pagine dell'edizione nazionale, quelle che vedono in tutta Italia, non sull'edizione di Belluno, e si riferisce alla colata detritica che nella notte di domenica, tra domenica e lunedì, è venuta giù dall'Antelao, interessando le parti alte del villaggio di Cancia e poi arrivando più giù, arrivando a interessare anche le case basse, coprendo la statale di Alemagna e scendendo ancora giù nei pressi della chiesa fino giù al Boite. Una colata gigantesca lungo quel canalone sul quale la provincia molto aveva lavorato negli ultimi anni e speso un sacco di soldi per cercare di costruire delle barriere, dei bacini di contenimento, tecniche nuove, tecniche giapponesi. Forse sarebbe andata peggio, però non è servito a nulla. Una montagna di fango, ripeto il titolone, borca di Cadore, bomba di pioggia dall'Antelao, frana gigantesca, case isolate, abitanti in trappola, una colata doppia rispetto al 2009, sembrava che non finisse mai, chiusa la statale per Cortina. Il Gazzettino dedica a questo tema le prime pagine. Ci sono anche altri lanci, eventi imprevedibili, ma per le Olimpiadi non ci sono rischi, viene ribadito a pagina 5, perché lo sfoglio è consistente nelle prime pagine nazionali. Lo scontro, volevano fare qui il villaggio olimpico, scintille tra Bottacin e il PD. Il villaggio olimpico ex Eni, il villaggio ex Eni, scusate, che si voleva fare destinare appunto all'alloggio degli atleti. Anche noi come Amico del Popolo lo avevamo suggerito di prendere in seria considerazione questa ipotesi. Villaggio ex Eni non è stato toccato per niente, perché era stato costruito sulle sponde alte rispetto al canalone dove viene giù la frana. È vero, sarebbe stata interessata la strada di accesso, come è stata interessata d'altra parte la statale di Alemagna, quindi il problema è molto più grande rispetto al discorso del villaggio, no? Sfogliamo un secondo queste pagine del Gazzettino. C'è la fotografia che ha fatto un po' così il giro dei social, insomma, una delle abitazioni di Cancia, frazione di Borca di Cadore. La casa è stata circondata ma anche parzialmente sommersa dalla frana di domenica notte. C'è un garage che è stato praticamente fino al colmo degli ingressi pieno di detriti anche grossi, perché si diceva che con i nuovi provvedimenti sarebbe sceso solo fango, i sassi sarebbero stati trattenuti in alto. No, ma le foto la vista dall'elicottero mostra che chiaramente i bacini anche di raccolta delle colate che erano stati previsti in maniera assolutamente insufficiente, sono pieni, sono traboccati. Precipita la frana dell'Antelao, qui il titolo: bomba di fango e rocce tra le case. Poco prima della mezzanotte di domenica, i giornali ovviamente arrivano, i quotidiani arrivano con ritardo, noi le avevamo messe sull'Amico del Popolo queste cose praticamente subito. Ecco, la pioggia ha messo in movimento 100.000 metri cubi di materiali a Cancia di Borca, dove nel 2009, ecco questo è importante, ci furono 2 vittime, proprio lì, una casa venne travolta e 2 persone morirono. A rischio 24 abitazioni. D'altra parte provate a immaginare che qualcuno fosse stato in questo garage quando è venuta giù la colata, cosa ci possiamo aspettare? Poi c'è la parte relativa allo scontro politico. Proprio qui qualcuno voleva fare il villaggio olimpico, ha detto l'assessore regionale bellunese Giampaolo Bottacin, che ha così acceso lo scontro sul tema. No? Ci sono altre fotografie della colata, è polemica sulle sirene, hanno suonato quando la colata era già in paese. L'allarme non ha funzionato, nonostante 5 stazioni di monitoraggio. Il comune dispone accertamenti. La diga giapponese, ve ne parlavo prima, superata dalla violenza del fenomeno. Troppa roba venuta giù. La diga non è stata sufficiente. C'è una foto qui che, se non conoscete i luoghi, mostra chiaramente qual è la situazione. No? Qui sopra c'è il monte Antelao, ci sono le propaggini occidentali del monte Antelao,
dall'Antelao, siamo in Valle del Boite, questo è il canalone dove scende da sempre la frana e qui sotto c'è l'abitato di Cancia. Questa strada grossa che vedete è la strada statale di Alemagna, la colata non è stata trattenuta dai bacini di contenimento che erano stati creati ed è venuta giù fino a invadere le case di Cancia alte e anche tutto il paese giù in basso, insomma, fino a scendere più giù, qua non si vede nella foto, ma vedete qui c'è il Boite qua sotto, fino ad arrivare giù nel fiume. Il villaggio famoso Eni, vedete, è costruito qui sui fianchi, questo su questa costa, è costruito al riparo dal canalone. Il problema è che qui c'è la strada di accesso alla parte più occidentale del villaggio e questa è stata interessata dalla frana, ma capite che bisogna anche interpretare correttamente. Chiaro che se qui fossero stati alloggiati gli atleti e veniva giù questa cosa qua, gli atleti avrebbero fatto fatica poi a raggiungere Cortina in questa direzione, quindi il problema c'è. Che cosa sono questi segni di strada qua su in alto dove c'è ancora il ghiaione? Qua su è la zona dove è stato realizzato il cantiere con le dighe giapponesi che dovevano in teoria trattenere i materiali grossi e far scorrere giù solo il materiale sottile e poi contenerlo in questi bacini. Non è servito perché è venuta giù talmente tanta roba che ha scavalcato le dighe, insomma, da quello che si è capito. Ecco, testimonianze, così abbiamo salvato quella famiglia nell'auto, il racconto di Francesca Troncon, parrucchiera dei VIP, papà, mamma e 2 bimbe erano diretti a Venezia, si sono trovati in mezzo alla frana, li abbiamo accolti in casa, sono cose drammatiche. La geologa, fenomeni così sono imprevedibili, ma non c'è rischio per le Olimpiadi, queste colate sono stagionali, non avvengono in inverno con la neve. L'onda è stata di almeno 8 metri, ha scavalcato le opere di difesa. Domenica il canalone era pulito, quindi qualcosa di più grande di quello che l'uomo poteva prevedere, poteva anche così cercare di arginare. Alemagna, la statale, chiusa anche oggi fino all'incontro con il prefetto, si studia la riapertura a tempo e quindi immaginiamoci i disagi anche nel traffico già caotico da e per Cortina in questo periodo che prepara le Olimpiadi. Poi sul giornale nazionale, sul Gazzettino Nazionale, si passa ovviamente ai fatti di guerra che agitano questo mondo moderno, in particolare quello che sta succedendo in Iran, con l'attenzione a Trump, al suo distacco dall'unitarietà del G7, insomma sono temi enormi che non approfondiamo in questa rassegna stampa e lasciamo a voi. Invece andiamo a vedere che cosa c'è sulla prima del Gazzettino. Ovviamente anche qui si parla di Borca, frana, Borca ripiomba nell'incubo, bomba d'acqua riattiva, una bomba d'acqua ha riattivato la colata detritica di Cancia, 24 case travolte da un fiume di fango, ghiaia e massi, peggio del 2009. Ricordo le immagini, effettivamente è venuta giù più roba così a naso, insomma. Il paese rivive il dramma di 16 anni fa, quando sono morte 2 persone, appunto, ma ora la quantità di materiale è perfino maggiore, probabilmente sono servite anche le opere realizzate. L'Alemagna chiusa al traffico. La fotografia centrale, io poi in questa rassegna vi illustro anche quello che c'è nelle fotografie, sapete che potete vederla in video su YouTube, su Facebook, su Instagram, potete ascoltarla in audio su Spotify, la conduciamo noi giornalisti dell'Amico del Popolo, con l'invito ad acquistare poi Corriere delle Alpi Gazzettino, da cui vi presentiamo questi fatti. Oggi, la rassegna stampa di oggi, condotta da me, da Luigi Guglielmi, è la rassegna di martedì 17 giugno. Allora, Nives Milani, storica voce di Radio Cortina, abita proprio nella zona critica. Il Gazzettino va a raccogliere la sua testimonianza. Sotto, per la 4ª volta, sembrava Vaia. Un'auto nella foto sommersa dalla colata di ghiaia, massi e fango scesa dall'Antelao, 50 persone hanno le case invase dai detriti. Passiamo ad altri titoli. Meteo instabile, i detriti a monte sono un pericolo, l'altro fronte rischio di nuovi distacchi, i COC, i centri operativi comunali, restano operativi per i rischi che ci sono andati a vedere anche la frana che era scesa sabato e che già aveva preoccupato da Croda Marcora, qualche chilometro più avanti, con un polverone incredibile arrivato fin giù nel fondovalle.
L'estorsione dei finti imprenditori, 2 arresti. Belluno, sempre Belluno, nuove corse, Dolomiti Bus potenzia i suoi servizi. E poi ci sono due titoli in taglio basso. Affranto per la moglie di Fabrizio, ma non ho colpe. Fabrizio Poncato nella fotografia, morto durante un diverbio. Eccolo qui il volto dell'uomo che l'altro giorno ha avuto praticamente un infarto mentre litigava con il vicino. Resta in piedi l'ipotesi di omicidio preterintenzionale, dice il Gazzettino, ma gli ultimi sviluppi legati all'autopsia eseguita domenica dal medico legale Antonello Cirnelli sul corpo di Fabrizio Poncato, il 54enne morto nella serata di venerdì a Soccher dopo un diverbio, potrebbero alleggerire la posizione di Daniele Burigo, 41 anni, il vicino di casa dei genitori della vittima. L'uomo intanto non si dà pace perché la tragedia, esplosa di colpo durante un banale litigio, ha toccato pesantemente anche lui. Sono affranto dal dolore, anche se sento di non avere alcuna colpa, ha detto Burigo al proprio legale, che è Massimiliano Paniz. E a proposito di lutti, si è spento Dario Mosena, papà di Noemi Bacchi, i tuffi e l'amore per gli alpini, le sue eredità. La sua Aprilia è ferma in garage e le acque del mare non lo vedranno più scendere con la tuta da sub. Dario Mosena, il papà appunto di Noemi Bacchi, è morto ieri a Trieste. Da qualche anno combatteva con una malattia che ha preso il sopravvento. Mosena aveva fondato la scuola Tuffi ed era orgogliosamente un alpino. E qui esprimiamo la nostra vicinanza alle persone che avevano caro quest'uomo. Ecco, allora, ovviamente le prime pagine con dovizia di fotografie particolari, testimonianze, sono dedicate alla nuova frana di Borca, di Cancia. Le foto sono eloquenti a mostrare la quantità di roba venuta giù. Ecco, pensate che appunto a valle di tutta questa ghiaia che c'è ci sono i bacini di contenimento che sono risultati pienissimi, insomma. Il cane impazzito e quel boato, ogni volta che l'Antelao scende senti che ti porta via qualcosa. Nives Milani davanti alla sua casa invasa dai detriti, letteralmente invasa dai detriti. Lei davanti alla porta d'ingresso si vede una finestra ancora occupata fin quasi in cima dalla ghiaia e dal fango. È la voce storica di Radio Cortina, Nives Milani, vive proprio nella zona critica, è la quarta volta che succede, mi è sembrato di rivivere la tempesta Vaia. E le dighe, eccole qua, le briglie che dicevamo, no? Sopra c'è la mole dell'Antelao che beffarda dall'alto, guarda lo spettacolo. Sono state realizzate queste dighe che però, come detto, non sono state in grado di contenere l'onda di 8 metri. Queste dighe dovevano servire a bloccare, come vedete, i massi di maggiore impatto. Se però la colata è talmente alta che le dighe non sono alte a sufficienza, capite che non se ne fa niente. La Sabo Dam, eccola qua, si chiama così, di tecnologia giapponese, era entrata in funzione 4 anni fa. Molti particolari se volete leggere queste pagine. Priorità a sgombrare i detriti prima di nuovi temporali. L'Alemagna rimane chiusa al traffico, l'ANAS ci garantisca controlli a vista. E poi la pagina 5 invece è dedicata all'altra frana, quella che ha generato quella grande nuvola su San Vito, rischio di altri crolli su Croda Marcora. I COC restano operativi. L'ondata di maltempo della scorsa notte non ha, no, ha risparmiato, dice l'area del Sorapis, cioè non ci sono stati altri eventi. Nuovi distacchi sono però possibili, la situazione deve essere monitorata. Questa Croda Marcora, questa paretona gigantesca, è la parte sud del massiccio, così, che ha questa forma così quasi come si può dire, sembra un drappo steso, no? In orizzontale, un sipario. Ecco, dall'altra parte è la vista che contorna di solito, misurina il lago verso sud, no? Che vediamo nelle fotografie di solito. Ecco, vento, pioggia e grandine, disagi non solo a Borca, si fa il punto del fenomeno. Oggi possibile qualche fenomeno, ma il peggio sembra ormai alle spalle. Si parte da pagina 6 con le altre notizie. Dolomiti Bus che aggiusta il tiro, per esempio, richieste esaudite su orari e corse. Soldi o occupiamo il cantiere, 2 in manette per estorsione.
Tuffi e alpini, addio a Mosena, lo trovate qui a pagina 7. Io adesso però volevo farvi vedere per un attimo la prima pagina del Corriere delle Alpi, che ovviamente apre su Borca, anche se come il Gazzettino arriva 2 giorni dopo, perché i quotidiani sono fatti così, insomma hanno i loro tempi di chiusura. Una frana travolge Borca, appunto l'altro ieri ormai, invase dal fango 24 case. Il sistema di allerta non ha funzionato, assistenza per circa 50 residenti, la Lemagna resta chiusa e anche qui in prima pagina c'è la fotografia che parla da sé con Nives Milani che parla con i vigili del fuoco e mostra la situazione di casa sua che davvero è molto molto pesante. È un tentato omicidio l'aggressione al consigliere. L'aggressione e il tentativo di strozzarlo denunciati dal consigliere comunale Armando Stefani ha fatto aprire un fascicolo per tentato omicidio in procura. La magistratura sta indagando. Parliamo del comune di Belluno. C'è la foto di Fabrizio Poncato morto per un fatto di cuore mentre stava litigando con il vicino dei parenti. L'iter di Soccher non cambia il reato a carico del vicino. La furia e la paura, così l'incubo è tornato a colpire. Parliamo del villaggio di Borca, della zona di Borca. L'allarme è arrivato dopo e questo è una vergogna. Il parere dell'esperto: l'unica soluzione trasferirsi a vivere altrove. Questa è una frase molto importante e il tema è molto importante perché c'è da chiedersi se in certi casi sia possibile pensare davvero di vincere rispetto alla montagna, rispetto alla sua natura, insomma, o se sia il caso di abbandonare. A pagina 7 l'intervista è a Giorgio Giacchetti, che è il presidente dei geologi, l'analisi e le critiche di Giacchetti, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. A suo tempo non si doveva permettere di costruire case in una zona così a rischio, ha detto. Le barriere costano troppo e non risolvono più il problema. I residenti si devono trasferire. Insomma, mi sembra che la frase sia molto molto forte. Con questa chiudiamo la rassegna, io vi ringrazio di averci seguito, state con noi www.amicodelpopolo.it, seguiteci e se potete mettete un like, mettete una condivisione di questa rassegna sui social così ci aiutate a farla conoscere. Un caro saluto e un abbraccio da Luigi Guglielmi, ciao.